Vi ringrazio la vostra presenza, mi fa piacere vedervi così inaspettatamente numerosi. Era organizzata una conferenza stampa innanzitutto per i giornalisti, perché come lista vogliamo stimolare un dibattito cittadino sul futuro, iniziare a stimolare un dibattito cittadino sul futuro più ampio di un'area importantissima di Vittorio Veneto, che è l'area industriale, in cui più di 6.000 persone ogni giorno si recano al lavoro, e in particolare oggi concentriamo l'attenzione su quello che per noi potrebbe essere il futuro dell'aerocampo dell'aerocampo di Vittorio Veneto. Come sapete il comune ha, tra virgolette, portato a casa nell'anno 2021 in cambio della permuta con la caserma dei Carabinieri di Vittorio Veneto. Sapete che la caserma dei Carabinieri di Vittorio Veneto era comunale, abbiamo fatto la permuta, in cambio abbiamo ottenuto come comune di Vittorio Veneto i 88.000 metri quadrati dell'aerocampo e la parte della caserma Gotti, quasi tutta la caserma Gotti, a parte la struttura centrale. Voglio intanto sottolineare la presenza del consigliere comunale, ho visto che è arrivato Gian Antonio Darè, ringrazio la presenza dei rappresentanti delle forze politiche cittadine, vedo il segretario Paolo Sant'Antonio di Forza Italia, vedo la presenza di Thomas Toffoli, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, vedo anche dei rappresentanti, degli amici della Lega Nord di Vittorio Veneto, vedo Maurizio Bobiero e mia Antiga. Vedo, grazie a Paolo, Paolo Baldinò, che era in lista con noi, la persona al centro, e ex consigliere comunale Gianni Baraschin, con cui abbiamo condiviso anche questo progetto. Allora, aerocampo, sentiamo tante parole sul futuro di quest'area e noi come lista non concordiamo con quanto ipotizzato dall'attuale amministrazione. Abbiamo sentito l'assessore Padoan in Consiglio Comunale parlare di futuro aerocampo come un bioparco gestito dall'Università di Venezia. Secondo noi sarebbe senz'altro uno spreco di spazio e di risorse, in quanto in quest'area ci devono essere altre idee. Partiamo dal presupposto che la zona industriale, al contrario di quello che dice qualcuno, non ci sono spazi capannoni liberi e c'è una richiesta importantissima di spazi dove costruire, dove le imprese possono adattarsi. In quest'area industriale c'è la presenza di un parco ricreativo, il famoso Parco Dan, gestito da anni dall'Associazione Tracontrale, in cui si fanno dei bellissimi eventi durante l'estate, che però, secondo la nostra opinione, è stretto in mezzo a tanti capannoni. L'idea nostra era quella di vendere quest'area comunale e con quello che si ricava, l'area è stata richiesta più volte da più imprenditori della zona, e con quello che ricaviamo da quella vendita andiamo a investire ricreando il Parco Dan nella zona dell'aerocampo. In questo schema di progetto che abbiamo fatto, potete notare che dove adesso ci sono gli hangar vuoti all'aerocampo, avevamo previsto di trasferire il Parco Dan in quell'area, dove ci sono gli hangar, creare le cucine, creare tutti i servizi a servizio di un'area verde, grande area verde, in cui è possibile fare gli eventi, fare tutto quello che già si faceva al Parco Dan. Creare dei parcheggi a servizio dell'area, qua sono diversi parcheggi, non mi ricordo se sono 300 parcheggi, più di 300 parcheggi, un parco servito con tutti i servizi, gli hangar dove vengono costruite servizi e cucine, e anche dei bar, degli spazi a servizio di chi frequenta quest'area. Tutto questo sarebbe per l'amministrazione comunale a costo zero, nel senso che quello che ricaviamo dalla vendita dell'area
qui in via Schiaparelli, si investirebbe in quest'area, quindi creando un'area ricreativa più ampia, più servita, più verde, dove l'associazione tracontrale può veramente lavorare secondo noi meglio. Poi qui vedo il presidente, magari no. Vedo dei rappresentanti, ecco, e quindi magari possono anche intervenire su quel che riguarda questo aspetto qua. Il resto dell'area, qui parliamo che rimarrebbero ancora oltre 60.000 metri quadrati di spazio, avevamo pensato di metterla a servizio della città creando, questa è un'idea, poi siamo aperti a tante altre soluzioni. Qua abbiamo anche il buon Luigi Gandhi che ha il suo progetto in testa, serio e da discutere. Nella nostra testa era da creare una cittadella sportiva, associativa, creando dei campi da calcio, di cui c'è estremo bisogno in città, dei campi da rugby, di cui si parla tanto, e delle strutture in cui magari c'è il circolo anziani qua a San Giacomo, che è una struttura un po' vecchia da sistemare, ci sono gli alpini a San Giacomo, concentrare tutte queste associazioni in quell'area, anche qui servita con bar, con i servizi, sempre a servizio della popolazione. Quindi un'idea, ecco, era un'idea nostra, pensata, ponderata, voluta, che ci sembra più utile alla città, nello sviluppo lungimirante della città, rispetto a quello che abbiamo sentito in questi mesi da parte dell'attuale amministrazione. Quindi l'obiettivo appunto è informare la gente, vedere su carta cosa volevamo fare e creare una discussione con la cittadinanza. Vi anticipo che ci sarà un incontro pubblico aperto ai cittadini in orari più consoni, serali, quando poi la gente può intervenire, però intanto apriamo un attimo la discussione con la città. Qua parliamo di Aviocampo, poi la discussione deve riguardare l'area industriale in generale, quindi la richiesta di terreni per ampliare le industrie, le imprese, il famoso sottopasso, che anche qua c'è un no anche per creare il famoso sottopasso, cioè se ci allarghiamo di là della ferrovia e teniamo il passaggio a livello che sta 20 minuti ogni volta quando si chiude a passare, cioè abbiamo la sensazione che in quest'area ci siano al momento tanti no e poca progettualità, e per questo cerchiamo un attimo di stimolare la gente, invitandola a vedere con gli occhi i progetti. E secondo noi la non voler vendere il Parco Dan è una questione puramente ideologica, l'attuale Parco Dan, perché certamente è un parco in cui il nome significa, è caro a tutti e significa tanto, però a chi mi fa questa osservazione io dico sempre: il buon Alberto Dan, se avesse avuto l'occasione quella volta di decidere se andare qui in via Schiaparelli o andare all'Aviocampo, senz'altro avrebbe deciso di costruire quell'area importante, che è un'area storica all'Aviocampo. Senz'altro è più ampia, più bella, più da vivere di più rispetto a stare qua in mezzo ai muri delle fabbriche. Ecco, questa è la nostra opinione modesta, semplice, e siamo qui per parlarne. Abbiamo tanti amici vittoriesi che vengono a volare in Friuli Venezia Giulia. Mi risulta che il vice sindaco Dus abbia anche ricevuto varie delegazioni che vengono anche da San Mauro, da Cividale e non solo, da Travisdomini, da tante parti dove ci sono i vittoriesi e gente di Conegliano che viene a volare in Friuli. E questa è una zona legata alla storia, perché da lì partivano gli aerei austro-ungarici per bombardare sul Montello, e è molto legata anche alla storia austriaca, ungherese. È un peccato distruggere le finalità aviatorie, è un peccato distruggere questa zona aviatoria. Basterebbero 30 metri per 500 e poi potrebbe convivere con tutti i concerti e con tutti gli altri progetti. Luigi ha detto una cosa, era un'idea, questa è una nostra idea, una nostra visione.
anche questo è un qualcosa di importante. L'idea di far convivere più realtà in quest'area, quindi dall'area dei giovani, dai giovani agli anziani alla tua idea, tutto si può fare in quest'area. Iniziamo con il trasferire nella nostra volontà il parco DAN da via Schiaparelli all'Aviocampo come prima cosa. Secondo me, anche perché la Baliana l'aveva promesso in campagna elettorale. Ma da persona libera l'aveva promesso in campagna elettorale senza essere condizionato dall'ideologia, secondo me lì si sta meglio che qua. Hai più spazio, hai strutture importanti, bianca sono a posto, puoi fare le cucine, puoi fare i servizi, hai i parcheggi e quello che il comune ricava dalla vendita di quel terreno lo investi qua subito, quindi anche per il comune è a costo zero. E poi tutto viene da sé, la tua idea, discutiamone. Il rugby, adesso ho sentito che l'amministrazione vuole portare il rugby dietro la Motti. È una rispettabilissima scelta dell'amministrazione, ma liberiamo uno spazio e mettiamo giù. Mettete altro. Facciamo altro. Ma quest'area è troppo importante per la città per essere destinata a un bioparco dove si parla di sostenibilità, che sia pieni di biodiversità e sostenibilità in collina, qua, gestito dall'università, non so, proteine aziende, studenti della licei, poi all'interno dell'Aviocampo, santo Dio. Ecco, non vorremmo che magari girasse nella testa di qualche amministratore, qualche altra idea, ci spaventa, che già il vice sindaco si è fatto scappare in consiglio comunale, riguardo al futuro della Pioca. Ottavio? Semplicemente credo che il problema sia di capire se hanno o no un'idea di cosa vogliono fare di questa città. Vittorio Veneto è una città capoluogo, o intendono assumersi il ruolo di città capoluogo, e già tanto perché oggi si rischia di finire a fare il comitato di quartiere di Conegliano, o se continuano col piccolo cabotaggio e quella sarà la fine perché la città viene emarginata. Punto. Allora è evidente che se dobbiamo fare un centro natatorio e facciamo una piscina perché deve essere raggiunta a piedi dagli abitanti del centro, che non ci sono, se dobbiamo fare un campo da rugby ma è un campetto, se dobbiamo fare operazioni di questo tipo non facciamo la viabilità, non facciamo più il collegamento sulla zona industriale, così continuiamo a passare a San Giacomo. Su quello che era la circolazione è meglio lasciar perdere, il progetto approvato nell'83, finito un pezzetto 40 anni dopo, è una città che muore. Quindi la prima cosa da capire è cosa vogliono fare, se vogliono fare la città capoluogo, anche per dividere le spese, oggi si parla di aggregazione di comuni, ma tutti i servizi competono alla città capoluogo che dovrà poi collegarsi anche per le spese con gli altri comuni. Questo è normale, già le scuole superiori non sono sparse nel territorio, no? È un esempio classico. Se no, oltretutto faranno opere insostenibili, perché poi una piscina con quei costi che serve sostanzialmente chi fa nuoto in città, non serve a nulla. Oggi serve un centro natatorio che richiami gente, perché la gente che viene tutto l'anno all'esterno con aree adeguate, ad esempio, serve a pagare i costi anche per chi poi fa lo sport. Un campo di rugby, ma dico, Ghirada insegna. Allora, dobbiamo capire qual è il ruolo della città. Se il ruolo della città è quello della crescita felice, la città è morta. E purtroppo oggi siamo prigionieri di chi, lo cito sempre come una barzelletta, quando è stata bloccata la rotonda dell'uscita autostrada nord perché andava a impegnare un'area umida e c'era il problema dei lombrichi autoctoni del Meschio. È scritto nelle delibere del Consiglio Comunale, gli interventi in Consiglio Comunale, io lo dico sempre ridendo, ma è la verità. Non parliamo della zona industriale, cioè la guerra è stata fatta per l'ampliamento. In Consiglio Comunale c'è ancora gente che ha scritto un libro contro questa parte di zona industriale che non serviva. Sono ancora qualcuno presente che dicono che non serve il raddoppio oltre la ferrovia, e quindi il motivo del no al sottopasso non sono i soldi, è che sono prigionieri di chi oggi comanda questa amministrazione, che sono contrari a qualunque tipo di intervento. Purtroppo la città non vive di farfalle, vive di lavoro. Posso?
Io volevo esprimere una mia osservazione personale, perché nel 2020 o 2021 ho partecipato a quel progetto Idee. Qua ho visto solo il consigliere Gomiero, che era allora consigliere, che era presente, quindi ho testimoniare quell'esperienza lì. Cioè, l'amministrazione precedente aveva presentato un'idea di studiare per l'ex Area Campo un progetto di idee, che è stato esteso come proposta di incontro proprio sull'Area Campo, per chi si ricorda, quindi Gomiero, non mi ricordo, so che c'erano 2-3 persone, 3 giorni, e siamo stati lì quei 3 giorni, e lì abbiamo girato per i campi, chi si ricorda, ci siamo messi in saletta e abbiamo fatto, dal punto di vista anche tecnico, oltre che naturalmente i politici presenti, ma diciamo i tecnici, cioè quelli che avevano anche una volontà come mia, per esempio personale, di fare delle proposte anche tecniche, perché si studiava in quel momento là un progetto idea su cosa fare all'interno, anche se era maturata comunque già una bozza, no? E naturalmente il mio apporto era il fatto di aver da un lato conoscere perfettamente da 30 anni in cui mi sono dedicato operativamente anche nelle associazioni calcistiche, ma anche sono a conoscenza anche di come si muovono le altre associazioni, però per 30-40 anni ho fatto in tutti i ruoli le associazioni di calcio di Colle Umberto, di Vittorio Veneto, e so la necessità della domanda che in quel momento là era analizzata, cioè cosa succede nel mondo sportivo vittoriese. C'è da anni ci sono 5 società sportive, qua abbiamo anche presidenti o dirigenti, in cui le loro realtà sono ben in difficoltà, soprattutto per quanto riguarda i loro settori giovanili. Qui parliamo di 5 società che hanno migliaia di ragazzi del settore giovanile, che vanno dai 6 anni della Pulcini, scuola calcio, allievi, esordienti, cioè tutte le fasce delle età e tutte le fasce di attività che hanno bisogno di campi di allenamento, di spazi adeguati. Naturalmente devono essere spazi fuori dalla logica delle prime squadre, devono essere spazi fuori dalla logica di sicurezza, e quello era veramente una concentrazione di spazio, di sicurezza, eccetera, che induceva anche ad una vera verifica propria, no? Nel senso che io conosco tutte le realtà del calcio, vada dal Vittorio Veneto, dalle sue necessità, ma anche non solo le 5 società, parliamo anche di settore giovanile del rugby, perché c'è da 30 anni la necessità del campo della prima squadra, ma c'è anche necessità del settore giovanile del rugby, quindi è quello in cui dobbiamo mirare soprattutto come servizio della città, perché dobbiamo occupare i nostri giovani delle attività. Allora, tornando al caso lì, c'è la verifica dei campi di calcio, l'abbiamo fatta fisica, io mi ricordo con le persone che ero là, che insieme a Miato, no, al sindaco di allora, ma anche i progettisti erano presenti, ma anche i progettisti del Vittoriese, anche alcuni progettisti del Vittoriese, di quell'amministrazione, della minoranza, della maggioranza, anche valutazione tecnica, in cui lo spazio dei campi e le necessità, perché ogni campo ha la sua necessità, perché se è un campo di allenamento per certe cose ha bisogno di certe necessità. E qual miglior posto di risposta è nel futuro? Naturalmente è chiaro che non può essere fatto tutto subito, ma si fa a stadi di avanzamento un progetto in cui il centro sportivo raccoglie la gente in termini di servizio, perché lì ci sono i parcheggi, abbiamo detto 300 parcheggi, ma li abbiamo anche misurati, cioè nel senso che non solo quei fogli là, ma anche fogli tecnici alla mano, in cui i parcheggi ci stavano, in cui il servizio del tram, eccetera, deve essere la viabilità, la pista ciclabile che collega, eccetera, deve essere tutto ad hoc.
Naturalmente anche le associazioni devono essere ad hoc, perché le associazioni non è che i campi sono gestiti, lasciati là, devono essere gestiti, quindi deve essere le varie associazioni che con convenzione vanno lì, riescono ad avere come si chiama, gli edifici adeguati, perché anche lì gli hangar vanno messi a posto, vanno ristrutturati e possono essere la sede anche per le associazioni o per la parte gestionale delle associazioni, no? Poi dopo ognuno rimane dalla sua parte, però lì quando va il custode, il settore, tutta la parte tecnica che è legata a sti ragazzi, no? Chi accompagna sti ragazzi hanno una sede da stare, hanno una sede da fare le liste, hanno una sede tecnica per chi è tecnico dello sport. Sì. Perché una delle obiezioni che si fanno riguardo questo progetto sono il costo. Ma io dico il costo, al di là che spostare il Parco Dan per l'amministrazione diventerebbe a costo zero, ripeto, vista l'alienazione e la vendita poi di questo terreno, ma tutto il resto, voglio dire, un'amministrazione che adesso sta progettando di spendere 1.200.000 euro per il campo da rugby, o con, e qui qua vedo Gianni Varaschin che sta parlando col Vil San Giacomo di comunque costruire un'area, un campo sempre là accanto al Parco Da. Sono soldi, quindi non è un problema di soldi, perché se ci mettiamo 1,2 milioni del rugby con qualcos'altro da investire lì al Parco Da, perché 500.000 di euro lì va investito, quindi sono già 2 milioni. Se quei 2 milioni là eventualmente li mettiamo già qua, ne facciamo di cose, ricordando comunque che verrà venduta, si sta concludendo l'alienazione di un'area sempre qui in cui il comune sta ricavando altri 2 milioni di euro, circa 1.800.000, quindi il discorso anche di far confluire lì il discorso dei campi da tennis come è stato previsto, ma l'abbiamo detto noi quel giorno, non è che l'ha detto l'amministrazione, l'abbiamo detto noi che eravamo associazioni, che eravamo tecnici, che eravamo anche dell'opposizione, e abbiamo detto ci vogliono i campi da tennis. Ma quali campi da tennis? I campi da tennis e da padel che sono volontari, cioè nel senso non la cosa organizzata. Quello che manca a Vittorio Veneto, ma manca in tutte le città, è avere il campo di padel che non è a pagamento, che è volontario, è per la gente comune, il pezzo di terreno che tutti possono giocare, anche soprattutto i non tesserati, perché purtroppo le associazioni hanno il problema, ma hanno il problema anche chi vuole giocare non essendo dentro cioè uno vuole giocare la sera come si giocava una volta nei cortili e nelle strade e ha diritto di giocare ancora. I nostri ragazzi non devono essere per forza tesserati, avere la tessera, fare questo, fare quello, cioè vogliono fare, ho 5 minuti libero. Oggi non ci sono più le strade perché sulle strade si può giocare, non ci sono più le piazze perché sulle piazze non si può giocare, ma giochiamo su un pezzo di terra, no? Un pezzo di terra che deve essere adeguato naturalmente, non è più, e quindi è una cosa che deve essere un flusso. Poi una cosa importante, cioè noi dobbiamo strutturare le cose così che abbiano una scala intercomunale, cioè dobbiamo dimenticarci che certe strutture a livello importante come queste non abbiano una scala intercomunale. Lì è proprio il punto cruciale in cui il comune di Conegliano, che è limitrofi, la zona industriale che porta gente sul no? E soprattutto e Colomberto. Allora, con delle opportune convenzioni ormai l'attività sportiva, le attività di certo livello va fatto intercomunale. È più pensabile che noi facciamo tipo la piscina, una struttura che vale solo per Vittorio Veneto. Dobbiamo farla a scala intercomunale, perché sono investimenti importanti, no? Che hanno una progressività, ma che hanno poi degli impianti, degli interventi, delle progettualità che costano molto. E allora perché Colomberto, che adesso Vittorio Veneto, l'associazione calcio, va a giocare a Colomberto, va a allenarsi a Colomberto? È tutto nell'ambito proprio, cioè stiamo parlando delle stesse cose, tutti delle associazioni, perché se parliamo con le associazioni dicono le stesse cose. La zona industriale non gli interessa l'evento alla domenica, gli interessa andare a mezzogiorno a fare una sgambettata sul campo vicino, a fare il brunch, a fare la pausa a caffè, la sera, il dopolavoro, cioè
Com'è il dopolavoro in tutte le città? Di andare a correre, fare una passeggiata sulle ciclabili oppure lì una pista attorno in cui uno va a passeggiare. Gianni, Ecco, scusa, basta, perché sì. mi fermo là. No, ma perché c'è bisogno di dare un po' spazio basta. a tutti. Chiuso. No, io volevo fare un minimo di sintesi arrivati a questo punto, e cioè mi pare ovvio dagli interventi che abbiamo sentito che l'idea di bloccare questo comparto con un'idea che è incredibile dal mio punto di vista di questa amministrazione, paradossale, uso una parola che secondo me la caratterizza ancora di più, ridicola. Come si può pensare di fare un parco per la biodiversità perché venga utilizzato per attività didattiche e quindi per attività fatte con le scuole? Vuol dire bloccare quello che è lo sviluppo della città, ed è quello che è emerso dai vostri interventi. E quindi il nostro obiettivo con questa conferenza stampa di oggi, ma che poi sarà rivolta anche alla cittadinanza e verrà sviluppato con interventi e incontri successivi, è quello di dare una sorta di, permettetemi questa parola, controinformazione. Perché la gente ha solo un tipo di informazione, alle minoranze sappiamo, purtroppo questo accade, lo spazio nella stampa è decisamente minore, è più contenuto, quindi noi abbiamo bisogno di far capire qual è l'entità esatta e precisa dei problemi che sono sul tavolo, come vengono risolti o come credono di risolverli nell'attuale amministrazione, quali sono invece le proposte di soluzione che noi diamo. Qui è un caso evidente di scuola, direi, di modo diametralmente opposto di intendere quello che deve essere lo sviluppo di una città, perché noi crediamo in una città che debba crescere e svilupparsi, non vogliamo questo immobilismo di un'amministrazione che continua, non siamo in campagna elettorale, ma continua a dire no a tutto. Tutto quanto deve essere fermo, bloccato, perché in questo caso bisogna rispettare il topolino, il filo d'erba. No, bisogna pensare invece a una città che deve crescere da tutti i punti di vista. Noi a questo crediamo, noi questo desideravamo, l'avevamo proposto, lo desideriamo ancora, perché ai sogni non ci si rinuncia mai, e noi questo vogliamo far capire esattamente qual è il limite delle questioni, qual è l'ambito all'interno del quale vengono prese determinate decisioni, e questo è un ambito anche strettamente, squisitamente direi politico. Sono Gianni Valaschin, ex consigliere comunale, mi sono, come potrebbe testimoniare Gianluca, mi sono battuto tantissimo per questo progetto. Siamo arrivati lunghi, avevamo ormai fatto un preventivo di spesa per quello che riguarda il campo sportivo, il campo da rugby, il campo da calcio e il campo da rugby. Adesso sono ritornato a fare il dirigente del Vis San Giacomo e noi da anni chiediamo fortemente all'amministrazione un aiuto con un piccolo campo sportivo, con un campo sportivo. Ci sembrava quella la sede adatta, quello è anche, si chiama campardo perché è campo arido, avendo portato dentro quelli che fanno i lavori per i campi sportivi. Quello è il luogo ideale per un campo sportivo, perché con pochi soldi si riesce a fare un campo sportivo. Siamo stati convocati come Vis San Giacomo dall'amministrazione Bagliana e ci hanno proposto questa soluzione del Parco Dan, un campo sportivo nel Parco Dan, che è costosissima perché bisogna tirare via almeno 40 centimetri di materiale di terra perché è fangoso, dove praticamente è il punto più basso dove arriva tutta l'acqua, e verrà a costare tantissimo per fare un campo che potranno sfruttare esclusivamente gli esordienti. Quindi la soluzione ci sarebbe, la soluzione c'è,
basterebbe portarla avanti, riuscire a portarla avanti. Non servono tanti soldi, quello là, sul campo, sull'aviocampo non servono tanti soldi. Grazie, volevo solo mettervi al corrente di questo. Mi permetto di intervenire oggi, visto che sono qua, anzi se sono qua è perché ho trovato interesse ho dato interesse quando ho visto il progetto, e ringrazio anche il signor Gandhi che ha un po' mobilitato questa anche iniziativa, perché so che ha a cuore la sua attività del volo, che trovo anche interessante oggigiorno con l'utilizzo dei droni, che potrebbe diventare anche un campo di formazione per i giovani, per gli studenti, con il drone, che è un'innovazione. È un progetto che secondo me guarda molto al futuro per Vittorio Veneto, anziché il contrario, il discorso che questa amministrazione propone di lasciare un prato, chiamiamolo erboso, da utilizzare forse dagli studenti. Ecco, se si pensa al rilancio anche del centro abitato, può essere anche una partenza da qua per far rivivere il centro abitato. Trovo anche molto significativo spostare il parco Dan all'aviocampo, diventerebbe molto più accessibile per ogni concerto ed evento di manifestazioni. Potrebbe diventare anche una piccola cittadella dello sport, delle associazioni di aggregazione, come ha detto anche Gianluca. Mancano centri di aggregazione per i giovani dove possano andare a fare dei concerti e tante iniziative. Bella questa cosa che questo progetto viene proposto alla cittadinanza, che va condiviso, dove purtroppo tanti progetti non vengono spiegati prima anche a noi di minoranza da questa amministrazione, e siamo a un buon passo. Speriamo che questa amministrazione faccia un passo indietro e valuti questo progetto, dove anche si potranno creare delle mostre internazionali, tante altre cose, come si diceva si può fare di tutto di più, e da questo verso secondo me possiamo andare avanti. Quindi ringrazio i colleghi consiglieri e i qui presenti per la partecipazione. Grazie. Può precisare una cosa su Dan? Sì. Velocissimo. Tutti usano il nome di Dan per difendere, sostanzialmente lo usano per motivi politici, e io lo trovo personalmente scorretto, perché sono uno di quelli che, se permettete, l'ha conosciuto. Quando la zona industriale è nata, con standard completamente diversi da quelli che si usavano, perfino l'area di scaldamento delle acque, che oggi è di moda, che allora nemmeno se ne parlava, con spazi verdi eccetera, quella era l'area destinata ai servizi del futuro ampliamento di Conegliano, che allora non voleva, e del raddoppio di là della ferrovia. Il disegno c'è ancora in comune preciso, e dava dentro la mensa, scuola, asilo, servizi ai lavoratori. Poi tutto è stato disperso nel territorio, ci sarebbe anche qualcosa da dire su questo. Oggi quella funzione è superata, ma quando è stato assegnato al gruppo di San Giacomo un'area che richiedevano da anni, perché non c'era un'area disponibile, perché le aggregazioni aspettano ancora una palestra da 40 anni che ha avuto le stesse sorti politiche, sempre bocciata, e loro volevano un qualcosa per fare non solo quello che ogni tanto si faceva, infatti è rimasta provvisoria. Loro volevano un'area da attrezzare per fare attività di tutti i tipi. Quello, se fosse qua il povero Dan, è sbagliato a parlare di quello che non c'è più, ma per quello che l'ho frequentato e quegli anni con cui ci ho collaborato, chi ha fatto, ma sarebbe coi cartelli fuori, perché quello è il Parco Dan, ma non il Parco Dan dove si faranno le stesse cose, il Parco Dan nel suo complesso, perché contiene quel sogno di avere a San Giacomo un centro polivalente destinato a associazioni e strutture sportive. È ora di finire di usare il nome di Dan per difendere una cosa che lui ha ben volentieri gestito, ma che non è il disegno che lui aveva. Lui sarebbe in prima fila per fare questa operazione, poi per carità, magari ci fosse, sono convinto che le cose sarebbero diverse. Scusa anche per il ritardo. Allora, quando noi in amministrazione Miatto abbiamo proposto quello studio, è stato diciamo frutto di un pensiero nato anche da un progetto europeo a cui stavamo partecipando, che era un progetto di
ristrutturazioni e recuperi delle aree dismesse delle principali città europee, perché parte di quel progetto erano alcune città appunto europee. E abbiamo girato parecchie città per vedere come aree dismesse potessero e fossero concretamente poi state tramutate in zone di recupero dove ci fossero servizi messi a disposizione dello sport, della cultura, dell'aggregazione. Allora l'idea di fondo è che questa città a cui tutti vogliamo bene e dove abitiamo si sta raggrinzendo e sta diventando un puntino nel nulla. Questo è uno di quei progetti che permetterebbe a Vittorio Veneto di avere una dimensione più ampia, di essere veramente città, se no continuiamo a vivere in una città dove il problema principale, che è un problema, è quello di riempire una buca o fare un tombino in più, ma non c'è una visione di Vittorio Veneto come una città che abbia un proprio ruolo. È questo che ci fa star male, cioè questo è uno di quei progetti che potrebbero veramente dare a Vittorio Veneto un respiro un po' più ampio, e ripeto, è partito da esperienze concrete, non è venuto fuori così perché ce lo siamo sognati una notte. Quindi è stata un'ispirazione, la fonte di idea è stato proprio il confronto con città dove aree dismesse ben peggiori di queste sono risorte a favore della cittadinanza, della comunità. È per questo che questo progetto deve essere portato avanti. Potrebbero chiedere al comune di San Damiano di adottarci, visto quello che dice. Dai, Tony. Allora, perché non diciamo che il parco DAN dell'area di Reggimenti è in zona impropria? È in zona impropria perché ormai l'area industriale si è sviluppata, c'è una richiesta delle aziende, c'è la possibilità di fare un qualcosa di molto più ampio, molto più preciso, ma anche sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista ricreativo. Quell'area è un'area impropria all'interno della zona industriale. Il mondo cambia, non si poteva fare prima perché l'acquisizione è stata fatta dall'amministrazione di Miato, dalla volta giunta, e il passaggio successivo era adesso, ma abbiamo visto che questa amministrazione è quella del no al sottopasso, no al collegamento della bretella, perché questa è la parte più importante, quella che serve a tutti i camion che dal Menarè oppure dalla zona di via sotto alle rive arriva di qua. Questa sarebbe la soluzione, che è una soluzione per i 10-12 milioni di euro che la Regione è disposta a fare, perché è comunque un tratto sia della Regione e anche ANAS. Questo è lo sviluppo della città. Abbiamo visto che il primo punto all'ordine del giorno sono le piscine comunali, che hanno già detto che non le faranno, ma le farà le associazioni dopo, cioè le amministrazioni dopo. Questo è il no di una giunta che in questo momento sta facendo solo manutenzioni, ma la visione strategica di un'amministrazione la si vede sui progetti futuri, non sulle manutenzioni. Le manutenzioni sì, certo vanno fatte, le hanno sempre fatte tutti più o meno a seconda delle disponibilità, ma credo che lo sviluppo visto l'area dei 70-80 mila metri quadrati che abbiamo di là, che tra l'altro contigua, diciamo, alla città, perché è inutile pensare di fare il parco, allora facciamo il rugby al centro, alla zona dell'area Gotti, va benissimo, ma si poteva fare qua tutto perché c'era uno sviluppo anche sia per il calcio femminile sia per il rugby. Attenzione, si possono fare chiaramente tutte le parti di spogliatoio che poi servono anche allo sviluppo di quella che è l'area ricreativa, perché qua abbiamo Gomiero che è stato portato avanti le cose, ma capiamo benissimo che ormai è una cosa soffocata. Allora, se c'è una visione della città, bene, se non c'è visione della città, allora vogliamo fare tutto in centro, facciamo tutto in centro, però cosa facciamo? Assolutamente nulla. Mezza piscina, mezzo Tony, campo. hai ragione. E vedrai che fra poco torneremo a parlare come 30 anni fa dell'allargamento del via sotto le rive. Ma l'allargamento di via sotto le rive è qualcosa di inutile. Allora l'ANAS aveva già stanziato, perché è nel progetto triennale dell'ANAS, quello di questa strada diventava strada bretella ANAS, praticamente dalla rotatoria all'inizio della zona industriale si arriva di qua
e quindi diventava cioè area ANAS, strada ANAS. Il piano regolatore dal Ma 75 non è che ce poi. l'abbiamo inventato qua, abbiamo qualcuno che è arrivato in consiglio comunale Dal molto prima di 75 in noi poi. e quindi le cose, basta guardare le carte, non è che dovevamo fare il famoso piano Cagna. Prima ancora aveva già previsto, quindi non è che noi siamo lungimiranti, qualcuno ci ha Queste pensato. sono le strade del piano Cagna, queste. E quindi Ma cerchiamo di 72. capire cosa vogliamo fare. Se poi vogliamo chiuderci e dire siamo bravi, siamo belli, facciamo quello che vediamo, Basta guardare la se storia. non c'è qualcuno a livello commercio siamo come siamo messi. Sulla zona industriale avevamo chiesto di allargare la zona industriale al di là della ferrovia, no, neanche a quello. Una città vive sul lavoro di solito dalle nostre parti. In altre parti magari no, magari a Napoli si vive con reddito di cittadinanza, ma qua siccome non lo abbiamo possiamo vivere magari lavorando. Ok, adesso se abbiamo ancora perché poi fra 10 minuti dobbiamo cercare di liberare che qua sapete che lavorano grazie con i lavoratori dell'area. Se posso un intervento mio alla prima, perché questo progetto per la verità mi è tanto caro. E ho sentito due note che secondo me sono un po' imprecise, nel senso che la prima, Gianluca diceva, la vendita del DAN per realizzare parte di questo progetto. Delicato, scusami. Dicevo, vendita del DAN per realizzare questo progetto. Il termine corretto, e Gianluca lo sa, era permuta, non era vendita, perché non si sarebbe mai venduto il DAN nella misura in cui non fosse finito parte di questo progetto che per noi era essenziale. E tra le altre cose si aveva anche previsto che nella vendita del DAN non ci fosse una vendita pura, ma si doveva presentare un ATI, quindi un'azienda assieme, un'azienda produttrice di quel che è, insieme a un'azienda impresa, di modo che assieme potessero fare un progetto che l'area DAN doveva essere prima consegnata nell'aviocampo, dopodiché c'era la cessione d'area. E questo è un appunto che ho piacere di farlo, perché tutti quanti dicono sì, vendete, poi i soldi chissà dove vanno e il DAN muore. Il DAN noi l'abbiamo vista da sempre non come una pietra granitica che è là scritto DAN inamovibile, ma come un seme piantato in quel posto che può anche svilupparsi. Dove c'è area migliore perché si sviluppi quel seme, sempre DAN era questo dedicato. Poi il progetto, ho sentito il progetto dell'amministrazione, preciserei voluto dall'amministrazione, perché questo è un progetto nato con 3 giorni di apertura all'aviocampo a tutti gli interessati. Abbiamo aperto l'hangar, l'abbiamo pulito, l'abbiamo reso fruibile e tutti quanti, associazioni, portatori di interesse o chi anche non lo voleva, perché ci dobbiamo anche ricordare di quelli che sono arrivati che erano contro questo progetto perché c'era un problema di rumore, e grazie anche di questo apporto, perché nel progetto poi se voi andate a vedere dove ci poteva essere la zona congressi era tutta un'area rialzata per far sì che questo rumore non potesse sconfinare a est, ma ad ovest sì, perché c'era la zona industriale. Quindi questo progetto è un progetto nato dalle esigenze, da 3 giorni, è stato fatto un progetto, è stato appaltato come concorso di idee, hanno concorso tanti progettisti, è stato scelto. Quindi 2 cose vorrei dire, non si parlava di vendita ma di permuta, e questo è un progetto voluto dall'amministrazione ma non fatto dall'amministrazione perché tutti hanno concorso per scrivere qualcosa su questo progetto. Una cosa poi che non ho mai sentito portare avanti come interesse è quell'aviocampo, elicotteri. Intanto elicotteri perché lì sono sempre stati gli elicotteristi e quindi un minimo di... Però c'era qualcosa di più formale lì dentro, nel senso che ci sono 2 hangar enormi, operativi, e c'è un aviocampo. Noi si pensava di mettere assieme le 2 cose perché questo diventava un centro di protezione civile enorme,
dove si trovava un'area così vicina alle montagne, alla zona industriale, dove poter portare o creare per l'emergenza un punto di protezione civile. Se voi andate a vedere qua c'è tutto per poter affrontare, speriamo mai, catastrofi. E era anche quello un punto che era emerso nello studio di questo progetto. Quindi questo progetto vediamolo anche come inizio. Una cosa che noi non si poteva rinunciare era portare tutte le attività del DAN, portarle qua. Tra le altre cose ci è stata anche l'accusa: ma perché non avete mai rinnovato la convenzione tra contrade che gestisse il DAN? Per la verità non è che ci siamo dimenticati, la volontà era quella di dare una convenzione tra contrade ma formale, dove ci fosse già dove entravano, in che maniera e su che posto. Quindi vedere questo progetto da un solo punto di vista è sbagliato, perché allarga tutto quello che è associazione, protezione civile, interesse, anzi partiva, ma si può modificare ancora. L'importante è partire, e il partire per noi era importante. Si partiva con una permuta del DAN rispetto alla realizzazione di lavori qua dentro, quindi mai vendita, permuta. Grazie A voi. Va bene, grazie. Sì, scusate. Allora, è la terza volta che io vengo a sentire queste cose. La prima nel 2021 mi pare, dove è stato fatto quello studio con i fondi europei. Poi 3 anni fa o 2 anni fa che c'è stato presentato un progetto su quel parco. Siamo qui dopo altri 2 anni a riformulare un'altra proposta, cioè, ma non funziona così. Non è che funziona proprio così, anche perché il comune mi pare che ha investito dei soldi per quei progetti, che già non è corretto secondo me, perché da cittadino comune dico: io do uno studio, un progetto da fare, però ti do i soldi quando tu realizzi quel progetto, quindi è in funzione di tu seguirai quel progetto che hai proposto. Non ti pago il progetto perché paghiamo i soldi e non abbiamo niente. Questa è una cosa. La seconda cosa che volevo evidenziare, che non sento mai, che è emersa in tutti i lavori di gruppo che io ho partecipato in quegli incontri: chi gestisce cosa. Questo è un problema e non si può dire io sposto, a me non interessa dov'è il parco d'arte. Non posso dire io sposto di qua, sposto di là. Chi gestisce la cosa? Perché le cattedrali nel deserto crollano e noi continuiamo a fare cattedrali nel deserto. Se noi prima non abbiamo in mente un obiettivo preciso, i sogni non si realizzano. Io devo essere oggettivo. La Tracontrade gestisse questa parte, la società di calcio gestisse questa, ma addirittura nel mio gruppo c'erano persone delle società di calcio che dicevano: io lo uso e il comune fa la gestione. Quindi io starei molto attento a questo, perché rischiamo molto grosso di fare qualcosa. E un'altra cosa, i servizi. Come arriviamo? I servizi li facciamo dopo? No, a San Giacomo non abbiamo nessun servizio. Quindi dobbiamo lavorare in previsione, non dopo facciamo la struttura e come ci arriviamo, si arrangiano le persone, ma stiamo scherzando? Cioè i ragazzi che vengono a fare allenamento qua come arrivano? Con i genitori che vanno avanti e indietro con la macchina? Cioè io dico che tutto il progetto deve essere oggettivo, concreto, con tutte i più, ma non vedo sempre che siamo allo stesso punto. Sono passati 4 anni, abbiamo speso anche dei soldi e siamo sempre allo stesso punto, ma non ho sentito comunque un progetto più ampio che comprende tutto. Chi fa che cosa? Parliamo sempre di spostare un luogo, ma non chi gestisce il luogo e come. Allora, che siamo allo stesso punto di 4 anni fa? No, nel frattempo, dopo quegli incontri là, erano arrivate anche manifestazioni di interesse da parte delle società per gestire il parco e tutto. Quindi da quel punto di vista noi siamo tranquilli. Stiamo riproponendo quello di 2 anni fa, sì, perché è cambiata l'amministrazione, 2 anni queste idee qua sono state cancellate. Noi stiamo cercando di stimolare l'opinione pubblica per cercare di riproporre questa idea, che secondo me era un'idea stravalida. Tutte le osservazioni che ha fatto sono correttissime.
sono correttissime, ma secondo me non mi spaventano, nel senso che quando siamo andati via noi queste osservazioni le avevamo ben in testa. Sulla gestione non ci sono problemi, si erano offerte 4-5 società per gestire, quindi sarebbe poi stato fatto un piano per fare questo. Tracontrade per noi era la prima associazione a cui avremmo chiesto per gestire l'area, perché il Parco Dan è sempre stato gestito da Tracontrade in maniera eccellente e quindi noi volevamo che Tracontrade gestisse il Parco Dan dall'altra parte, in una maniera, in un'area secondo me migliore, più semplice, più bella, in cui potevi anche creare il clima giusto perché Tracontrade diventasse, tanta gente entrasse in Tracontrade per gestire l'area. Il discorso poi trasporti eccetera eccetera sono tutti discorsi veri, tant'è che aveva già l'assessore a Volta Antiga aveva già concordato con MOM lo spostamento della linea. Venivano sì, tutto l'urbano veniva ridisegnato e con chilometri e chiaramente orari. C'è il progetto in comune, c'era la disponibilità di portare una linea che da San Giacomo doveva andare a Naviocampo, salire per questa strada e collegarsi alla due Parresi nel giro. Oltre a, c'era la tabella con tutti gli orari e creare tutte le formate dell'extraurbano che da Conegliano portava a Vittorio Veneto. Risultato, veniva evidenziata la zona più servita di Vittorio Veneto. Comunque grazie.